La nota dell'Ulse Dolomiti è arrivata in serata, ma già dalla diffusione del comunicato ufficiale di AIFA l'azienda sanitaria ha sospeso l'utilizzo del vaccino AstraZeneca nelle sedute in corso e annullato quelle programmate. Si ricomincia da capo. Il commento del quartier generale di Ulse 1, che già dal mattino era stata allertata per il sequestro del lotto sospeso in Piemonte, che però non è stato diffuso in provincia. Ora si aspetta il passaggio formale all'EMA. È chiaro che una decisione che dovesse determinare la riammissione del vaccino all'utilizzo ci consentirà di riprogrammare la campagna nei termini già concordati. Complessivamente in Ulse Dolomiti le dosi somministrate di AstraZeneca sfiorano le 3.500, di cui 200 nella giornata di lunedì. Diverso il discorso per il programma vaccinale con Pfizer e Moderna, riservato agli anziani ultraottantenni e ai soggetti vulnerabili, le cui scorte cominciano a scarseggiare. Avevamo circa 5.000 dosi a stamane, vado a memoria, 1.500 le abbiamo messe via per garantirci in qualche modo con sicurezza la seconda dose, abbiamo già cominciato a usarle oggi in sedute dedicate a persone appunto con età superiore ad 80 anni, in 2 sedute complessivamente da 100 dosi ciascuna, con prenotazioni online. Mi sembra che in questi 2 o 3 giorni non abbiamo difficoltà a gestire la situazione. Insomma, decisiva la decisione su AstraZeneca, conferma il dottor Cinquetti. Nel bellunese l'andamento di nuovi contagi da SARS-CoV-2 è in crescita. L'incidenza rilevata dall'analisi dei dati dell'ultima settimana conferma i cluster nei comuni delle terre alte, con incrementi significativi, ma sotto la soglia dei 250 casi nel resto del bellunese. La pressione sulle strutture ospedaliere risulta sostanzialmente invariata rispetto alla scorsa settimana, mentre purtroppo aumenta la triste contabilità dei decessi di pazienti Covid positivi, 3 nella sola giornata di lunedì fra gli ospedali di Belluno e Feltre.